E dopo il prete, Marco Fredo a portarlo qua a barca, poi sì, per non farsi vedere da nessuno, andare a trattarlo, di sera. E ora è venuto qua 3 persone, il capitano, il maresciallo e un tenente tedeschi. I quali a sera mi sono il prete, bussa alla porta e il prete dice, va bene, questo che siete assente qua che a parlare con il prete. E ora va avanti. Dice, mi torna e il tenente, ma con una lotta, che non so che era i partigiani per il cimitero, cosa. E il tenente non so più, torna a casa, non si sa che fine, che fa, chi ha detto che si andava a finire a Casal, che era, che aveva una base poco seria i partigiani, dico, a Casal. E ora entra in 3, e dopo cosa è successo ora? Che se ne sta uno solo, il tenente io la porta via, perché dalle trattazioni che io ho fatto col capitano, ci la porta via per salvare anche quello, ma era piuttosto ostile, così si dice. E la porta via. Il maresciallo io l'ho consegnato, che si andava a Padova, in un campo di concentramento degli americani, e il capitano, il prete, gli ha detto no, intanto aspettiamo che si stiare le robe, con parola d'onore con i partigiani, e la resa il benestare dei partigiani l'ha resa, e ora questa è la storia. Tutte le azioni che ha fatto il prete col capitano era Maria Crespana che riportava i messaggi che ho bisogno di incontrarlo per ragionare, di rendersi. È fatto da mediatrice praticamente. Mediatrice. I partigiani. Se magari porta a casa porta questa lettera al prete perché aveva anche a casa, qua sta qua in fianco all'osteria. Ma questa Maria famosa era innamorata del comandante? Del comandante sta l'amante. Ma dopo che hai fatto di Maria Grazia, ora che non ho mai capito. No, e voi chi parlava dei catramarghe a testa, perché io usava anche sta roba che per via di incatramare a testa, io incatramare a testa che è la nostra cugina, figlia di Eto Fredo, che anche lei andava con i tedeschi e io incatramare a testa, ma dopo mi ho fatto. E donne che era stai un po' segnalate, era a Totta Via, che dopo si era sposata, sua sorella era qua. E dopo a Rossa Guidotta era state 3 donne che frequentavano i tedeschi.